I luoghi di culto sono previsti dalla nostra Costituzione, se sono pagati dai fedeli non hanno costi pubblici, possono essere fatti se c'è il rispetto delle leggi nazionali, delle normative sanitarie, delle normative urbanistiche e anche di quello che è il contesto sociale. Se dovessi essere sindaco, anzi quando diventerò sindaco mi occuperò seriamente di questa cosa con equilibrio e responsabilità, come mi pare non facciano le altre forze politiche in campo. Senza entrare nel merito dei manifesti leghisti no moschea rimossi dagli autobus, il candidato sindaco per il centro-sinistra Andrea Martella si esprime in merito alla questione che sta infuocando la campagna elettorale e aggiunge: Stiamo parlando di cittadini italiani che lavorano, che pagano le tasse e quindi penso che il compito di tutti sia quello di cercare di integrare anche tramite le elezioni del Consiglio Comunale, affermare la cittadinanza, affermare i diritti. Ma ad animare la campagna elettorale c'è anche la questione sicurezza. Martella accoglierà il 5 maggio a Mestre il prefetto Franco Gabrielli per fare il punto sul tema, partendo da una passeggiata in via Piave. Ci darà sicuramente dei consigli utili per affrontare questa questione, per affrontarla seriamente in una logica di controllo del territorio, in una logica di rigenerazione della città ed in una logica di politiche sociali che possono prevenire le situazioni di disagio che poi diventano degrado e diventano insicurezza per tutti. Infine la Biennale. Il Ministero della Cultura ha inviato ispettori a Ca' Giustignan per accertamenti in relazione all'allestimento del padiglione russo. Nel mirino la corrispondenza e presunte violazioni delle sanzioni, ma la Biennale dichiara è tutto in regola. Venezia è una città aperta al confronto, alla cultura, all'incontro tra persone e popoli. La Russia va condannata sempre, all'Ucraina va data sempre il massimo della solidarietà, le scelte sono della Biennale, è evidente che non devono essere scelte propagandistiche di un regime, ma scelte culturali. Bisogna verificare se sarà così.